it's late and I'm dreaming, yet my eyes are still open, and in vain I imagine the clock's hands are just broken, moving backwards towards the sundown, to the brain waves that have slowed down. Voices say I should go now, I reply I don't know how. See, there's not a single thing that could bring me more enjoyment. Sudah seminggu aku menanti dirimu, sudah seminggu aku merindumu, sudah seminggu. La mia famiglia era originaria della provincia di attuale provincia di Oristano, poi non ne so nulla, perché questa casa l'ho comprata in tempi ormai lontani, quando ero un manager insomma, ero un fortunato manager e quindi ho potuto affrontare questa spesa assolutamente inusuale, e l'ho comprata perché intanto c'era da rifarla tutta e questa cosa mi piaceva, insomma, perché potevo farla come più o meno mi piaceva a me, e poi perché è una casa molto particolare, insomma, stiamo in uno dei punti più belli di Roma, almeno così considerato, via Dandolo. Chi ha visto, non so, Caro diario di Nanni Moretti, no? Può ricordare come una strada molto ambita, ma soprattutto perché siamo a Trastevere, e pur essendo a Trastevere non siamo in mezzo, come dire, al casino di Trastevere, ma siamo in collina, quindi abbiamo la vista sulla città, e però al tempo stesso stiamo a 5 minuti a piedi appunto dal cuore da Santa Maria di Trastevere, poi dal Tevere, e poi da tutto il centro storico di Roma, insomma. Aku rindu sapamu, aku rindu ceritamu, aku rindu candamu, aku rindu inikah rasanya bila kau tak ada di dekatku lagi. Nel corso degli anni ho sviluppato una passione per gli anni, diciamo, 50, 60, 70, insomma. Il dopoguerra mi ha sempre affascinato, questa carica di voglia di rinascere, di ricostruire, di avere una visione, insomma, poi nel bene e nel male, perché poi, insomma, è ovvio che non è stato tutto rose e fiori, però, insomma, mi ha sempre affascinato, e quindi poi tutte le cose di design, devo dire italiano, ma non soltanto, perché poi, insomma, anche design, non so, scandinavo, per esempio, negli anni 60, insomma, è una cosa che mi è sempre piaciuta. Poi la passione per il cinema, la passione per le attrici, quindi da Anna Magnani, che poi è tipica, cioè la rappresentazione di Roma, quindi, diciamo, c'è un po' di tutto, c'è appunto la romanità, c'è il cinema, c'è la musica, perché ci sono anche i miei miti così canori, insomma è la mia vita, insomma, almeno le passioni della mia vita. E il boom nasce proprio da questo, perché ovviamente si rifà agli anni della ricostruzione e soprattutto agli anni in cui l'Italia è diventata un paese, come dire, ricco, tra virgolette, no? Dove il consumismo ha iniziato a stravolgere la nostra vita, ma soprattutto dove in quegli anni la cultura, quindi, diciamo, i vari aspetti, quindi dalla letteratura al cinema, alla musica, insomma, hanno avuto un rifiorire e c'è stato un rifiorire in tutti i campi, insomma. Io, pur se, devo dire, in quegli anni, io sono del 53, il boom si data normalmente dal 58 al 63, quindi, insomma, ero un bambino, però ho assolutamente vissuto attraverso la mia famiglia
tutte queste cose, quindi attraverso proprio anche la storia della mia famiglia. E poi mi sono rimasti i ricordi e mi sono rimaste la voglia di tornare indietro, a rivedere le cose, quindi è rimasto per me questo boom, e quindi l'ho chiamato così il Bed and Breakfast. 10 anni fa, quindi nel 2000... sempre legato alla mia attività di manager, in questo caso in negativo da certi punti di vista, nel senso che vengo cacciato perché era l'inizio della crisi, poi che c'è stata, no? Nel 2008, insomma già a quei tempi, e devo dire da una parte è stato ovviamente un problema, però dall'altro, avendo già questa casa, è stata invece una grande fortuna, perché in realtà ho iniziato questa attività quando ancora era possibile iniziarla, nel senso non c'era tutta la concorrenza che c'è oggi, non c'erano, insomma, veramente una serie di elementi negativi che oggi esistono, soprattutto per chi dovesse aprire un'attività oggi, insomma. E quindi è stata una fortuna, anche perché la mia vita si è modificata, quindi da una vita senza tempo libero più o meno a una vita con molto tempo libero, nonostante poi questo sia un vero lavoro, insomma, e quindi bisogna comunque stargli dietro fisicamente nell'accoglienza degli ospiti, nello stare con gli ospiti e nel preparare nel modo giusto tutto, ma anche poi al computer per quanto riguarda marketing o anche per quanto riguarda prenotazioni, richieste e via dicendo. Le famiglie con bambini trovano, ecco, come forse dicevamo prima, dei giochi per bambini grandi, insomma, quindi a parte il jukebox, i flipper, che però non assicuro che sempre funzionino, perché essendo estremamente datati hanno bisogno di frequente manutenzione, però insomma c'è un'atmosfera e un ambiente che richiama i giochi di me quando ero bambino. Ecco, c'è il Lego anche mio, dei miei figli, insomma sì, c'è una storia di vita che ci sono cose che loro non conoscono, appunto come dicevamo prima, il jukebox, o anche tanti oggetti, quindi radio a valvole o giradischi, mangiadischi, insomma ci sono oggetti che oggi non sono di comune consumo, quindi non siamo abituati a vederli, insomma. E quindi questo può rappresentare in qualche modo uno sviluppo di curiosità in un bambino. Poi ovviamente siamo a Roma, siamo a Trastevere, c'è tutta una città intorno, e certo sempre legata poi agli interessi dei bambini, quali possono essere, perché ci possono essere musei dedicati ai bambini, o ci può essere Trastevere, adesso sta diventando il rione del cinema, quindi legato molto al cinema, e molti eventi, soprattutto d'estate, legati al cinema, quindi i bambini possono avere stimoli, ecco, più che altro. No, poi ovviamente ci sono i gatti e le tartarughe anche, che dimenticavo, perché anche se adesso prima i gatti erano abituati a stare all'interno e all'esterno, adesso sono un po' invecchiati e quindi purtroppo non posso più tenerli all'interno, perché non sono più, come dire, indipendenti da certi punti di vista. Però insomma i terrazzi sono molto grandi, ecco una cosa, qui ci sono dei terrazzi grandissimi con vista su Roma, quindi con 3 gatti, 5 tartarughe e poi piante, fiori, insomma, quindi c'è anche questo. Quindi i bambini insomma possono divertirsi ma anche stare rilassati con gli animali. Se vediamo il museo come un qualcosa che parla del passato, non c'è dubbio che in un futuro, probabilmente, oggi si chiama modernariato, no? E quindi in futuro, per chi vuole... Io sono un amante del Novecento, sono assolutamente nel bene e nel male un uomo del Novecento, infatti vivo male nel nuovo millennio, non c'è alcun dubbio, e nel nuovo secolo, e quindi nel nuovo millennio. E quindi senz'altro per chi è interessato
al Novecento direi che è un museo, adesso mi sembra eccessivo, però comunque è uno sguardo sul Novecento, mettiamola così. Vabbè, di mio c'è tutto, perché io l'ho creato, l'ho fatto nascere, cioè, e poi perché io non sono, pur se ovviamente devo essere legato a delle regole ovviamente ovvie, però insomma l'impronta è tutta mia, nel senso che io sono una persona che ha viaggiato molto in passato per motivi di lavoro, quindi in generale, poi forse sono un po' presuntuoso da questo punto di vista, però penso di sapere di che cosa ha bisogno un ospite, quindi di fatto è basato totalmente su di me, e devo dire che quando raramente vado in vacanza poi sono molto preoccupato, non perché chi mi sostituisce non sia bravo, però insomma comunque non sono tranquillo. Sta di fatto che poi in un futuro, essendo io non più giovane, penso che ovviamente le cose cambieranno, però l'impronta è la mia, non c'è alcun dubbio, sia nella casa, sia come io proprio il mio approccio con le persone, con questo lavoro. Ma non è, cioè, ci tengo, non c'è alcun dubbio che io tengo molto alle cose, a come stanno messe, proprio anche alle posizioni, però non sono assolutamente possessivo, nel senso che mi si rompe una cosa, a me non mi interessa, cioè voglio dire, so dare il giusto valore, ecco, le cose serie hanno il loro giusto valore, queste altre sono cose meno serie, sono, ecco, in molti casi dei giochi. E quindi, però è chiaro che mi piace, non so, se andiamo di là e ti metto un 33 giri sull'ESA del 62 e si sente quindi il giradischi con tutti i rumori di un giradischi, questa è una cosa bella che mi piace sentire, che mi dà calore, insomma, però finisce lì. Famoso adesso, famosetto, non so, delle attrici italiane sono passate, sono venute, cioè, però voglio dire, non è una cosa. No, invece a me quello che fa più piacere sono proprio le persone, magari, ecco, le famiglie, come anche in questo periodo che ci siete voi, c'è una famiglia con 2 figli nella camera di fronte alla vostra, insomma, cioè, quindi vengono spesso bambini cioè a me, devo dire, inorgoglisce molto il fatto che le persone vengano e che mi dicono: ma che bello, ma è proprio come il sito. Perché questa cosa, per esempio, è una delle mie scelte da sempre. Io non ho mai voluto le foto queste come erano col grandangolo, queste cose finte, queste cose che fanno sembrare una cosa diversa da quello che realmente è. E quindi il fatto che mi dicano, anzi, è più bello di com'era nel sito, questa cosa mi fa molto piacere. E poi le persone che quando vanno via mi scrivono sul guest book che voi vedete di là, mi scrivono come stare a casa, torneremo, cioè, devo dire, un affetto, appunto, non soltanto dire quanto siamo stati bene qui, ma proprio un affetto rispetto alla casa, rispetto ai miei modi di fare e via dicendo, insomma. Quindi questa è la cosa più importante. Adesso i viaggi mi stressano molto in generale, quindi io ormai ho una casetta sulle Dolomiti e quindi quando vado in vacanza mi piace sciare, mi piace camminare d'estate, mi piace andare in bicicletta, insomma, ecco, cose di questo genere, quindi non ho molta più curiosità, ecco, da questo punto di vista non sono molto più curioso di vedere il mondo, mentre da ragazzo lo sono stato. Io non sono nato albergatore, tra virgolette, non mi sono inventato una professione, cioè mi è venuto naturale farlo, ma proprio perché è anche il mio modo di approcciarmi, è assolutamente naturale, cioè io non ho una costruzione dietro per cui se capisco che adesso i trend sono diversi allora cambio il mio approccio, però viviamo comunque da privilegiati, perché non c'è dubbio che vivere a Trastevere è una cosa diversa che vivere in un quartiere periferico, insomma, no? Sia per i trasporti sia quindi Roma è cambiata, però Trastevere è rimasto abbastanza Trastevere, quindi
con questo mix di ancora popolani e di molti stranieri e di un po' di tutto messo insieme, dove tutti alla fine vivono piacevolmente, insomma. Sulla base delle mie esperienze, chi viene qui è molto contento di venire, molti tornano, perché io ho delle persone che vengono ogni anno, stranieri, parliamo soprattutto di stranieri, che tornano anno dopo anno, mi mandano i loro amici, parenti, insomma è una comunità più o meno che si è creata, quindi sì, chi viene qui passa delle giornate piacevoli, i bambini passano delle giornate piacevoli, apprezzano molto una serie di cose che trovano qua, e quindi credo che sia un buon modo per venire a Roma e per stare a Roma. Ovviamente venite a trovarci se trovate posto, però, perché mica è detto, nel senso che fortunatamente siamo quasi sempre pieni, insomma, soprattutto nelle stagioni più come ecco adesso, insomma, maggio, giugno, settembre, ottobre, quindi insomma dipende dalle stagioni. Però, e poi ripeto, siccome i nostri ospiti sono al 90% stranieri, anche le prenotazioni vengono spesso fatte molto prima, quindi dipende un po' dalle situazioni. Però venite, sono italiani, stranieri, mi fa molto piacere e vi aspetto.